la parola a... Come? Ah sì, in conclusione, la leggiamo dopo l'intervento del dottor Aguzzoni. Mi sa che sia anche in aula, in sala, la dottoressa Mula. C'è? No? Ah, ecco. Ok. Ah, c'è anche Maria Giovanna qui. Ciao Maria Giovanna. No, io volevo lasciare solo per ultimo veramente il dottor Aguzzoni. Facciamo parlare la dottoressa Mulas, che è la consulente dell'assessore alla sanità, dottor Carlo Doria. Prego. Buongiorno a tutti. Sono contentissima di essere qui, vi porto i saluti dell'assessore Doria e un ringraziamento anche da parte sua per la vostra collaborazione attiva con il sistema sanitario. Voi siete un pilastro e credo che la Regione ha voluto oggi tramite me portare un saluto e un ringraziamento per quello che fate e vi auguro buon lavoro. Grazie mille, grazie. Più presenza. Grazie. Avremo modo di vederci più spesso ultimamente, perché ci siamo incontrati l'altro giorno e proprio per quello che rispondevo anche a Carbona che c'è una nostra disposizione per avere un incontro anche per voi. Lei, la verità, è gentilissima tutte le volte che la cerchiamo, anzi ci sta risolvendo delle cose che pensavamo anche insperate. Grazie ancora. Grazie. Ora, non per ultimo, ma volevo che il dottor Aguzzoni sentisse le nostre problematiche, ma tutte le cose che sono state dette in assemblea, e vorrei che facesse per ultimo l'intervento. Dottor Aguzzoni è vicepresidente nazionale. Bene, grazie Vincenzo, grazie a tutti voi e vi ringrazio anche per avermi dato l'opportunità di essere presente a questa vostra assemblea regionale. Quando l'anno scorso, con un po' di disappunto, Antonello mi fece presente che non c'era stata alla vostra assemblea nessun rappresentante di Avis nazionale, oltre ovviamente alla sua preziosa presenza, che anche con l'intervento e col saluto che ci ha fatto ha dimostrato quanta efficace sia la sua anche capacità di interpretare quelli che sono i bisogni dell'associazione Avis qui in Sardegna e in riferimento anche alle problematiche nazionali. Mi sono preso l'impegno dopo questo fra virgolette un po' rimprovero da parte di Antonello, di essere presente alla vostra assemblea, e sono felice di essere qui in questi giorni. Dico in questi giorni perché sono stato accolto molto positivamente, con tanta ospitalità, con tanta accoglienza, dagli amici di Avis Budoni e poi dagli amici di Avis regionale. Mi ha dato l'opportunità di conoscere la passione di questa terra anche proprio in rapporto al sistema trasfusionale e alle donazioni. Mi faccio aiutare da alcune slide, giusto per dire brevemente alcune cose. Intanto questa è una slide che ci propone sempre tutti gli anni il Centro Nazionale Sangue, che suddivide le varie regioni non per merito ma per dare degli obiettivi, e l'obiettivo nazionale che ci dà sempre il Centro Nazionale Sangue è quella che ogni regione, per garantire l'autosufficienza di plasma e sangue, dovrebbe raggiungere il livello di raccogliere più di 18 o almeno 18 kg di plasma per 1000 abitanti e 40 unità di sangue intero sempre per 1000 abitanti. Ora abbiamo quindi questa suddivisione in 4 gruppi: il gruppo 3 è chi raggiunge ambedue gli obiettivi, il gruppo 2 è chi raggiunge l'obiettivo della raccolta di sangue maggiore delle 40 unità per 1000 abitanti, e in questo gruppo c'è anche la Sardegna.
e che però è nel gruppo 2A perché è sotto la media nazionale per quello che riguarda la raccolta del plasma per l'industria, che come obiettivo nazionale per raggiungere l'autosufficienza sono i 18 kg per 1000 abitanti, come media nazionale abbiamo però il 14,3, ecco, e nell'ambito del 2022, questi sono dati del 2022, ecco, però rimane sotto quel 14,3 che può essere ben raggiunto. E questo per dire che cosa? Per dire che l'avete sentito anche nei vari interventi che si sono succeduti, noi dobbiamo cercare di garantire l'autosufficienza di sangue intero, dobbiamo garantire l'autosufficienza di plasma. Il plasma è sempre più importante, importantissimo soprattutto nella regione Sardegna, la raccolta di sangue intero, che è fondamentale per aiutare e sostenere ecco, la patologia della talassemia, che qui è presente in maniera imponente rispetto alle altre regioni italiane. Però ecco, come obiettivo nazionale abbiamo anche il raggiungimento dell'autosufficienza di plasma, perché lo abbiamo visto tutti anche col Covid, i farmaci plasma derivati sono sempre più importanti nella terapia ospedaliera. Abbiamo familiarizzato con le albumine, abbiamo familiarizzato con le immunoglobuline, ecco, e quindi obiettivo nazionale è che se noi raggiungiamo ora il 75% di autosufficienza per quello che riguarda il plasma e siamo dipendenti per il 25% per l'acquisto di albumina e di immunoglobuline dal mercato internazionale, che è un mercato internazionale in cui la concorrenza è sempre maggiore, ecco, dobbiamo porci l'obiettivo di raggiungere anche l'autosufficienza di plasma. Nei vostri interventi ho riscontrato, ecco, tante criticità che avete ben fatto presente, criticità che purtroppo non sono solo vostre, ma che rappresentano e riguardano, ecco, diciamo così, l'intero territorio nazionale, quando si parla di carenza di personale sanitario e quindi di difficoltà a mantenere il livello della raccolta, quando si parla di invecchiamento della popolazione, ecco, e quindi una diminuzione dell'età, diminuzione della presenza dei donatori fino ai 35 anni e invece un aumento sempre maggiore della popolazione di donatori che supera i 45 anni. Il ricambio dei dirigenti e quindi la necessità, ecco, di garantire alla nostra vita associativa, che ha da una parte una forte presenza di donatori, ma peraltro, e io lo dico anche per la mia realtà emiliano-romagnola da cui provengo, ecco, la difficoltà ad avere, ecco, dirigenti di ricambio che siano in grado, ecco, di far ancora camminare e di dare prospettiva per i prossimi anni alle nostre sezioni. Così pure, ecco, le difficoltà alle nostre sezioni comunali, così pure le difficoltà riguardanti il RUNS, che abbiamo subito come legge del terzo settore, che probabilmente ha un difetto originario perché si è parificato all'interno di questa legge nazionale di riforma del terzo settore unitamente alle cooperative sociali, per cui quello che viene richiesto al volontariato è la stessa tipologia di impegno che viene richiesto di tipo burocratico ed economico e di formulazione dei bilanci a quello che viene richiesto a cooperative sociali che hanno fatturati e anche tipologie diverse per quelle che sono le nostre realtà associative. Ecco, quindi questo aggravio di burocrazia che ci è venuto addosso, che ci ha imposto 2 assemblee straordinarie per la revisione degli statuti, eccetera, insomma, e che però ormai siamo dentro questo calderone e dobbiamo in qualche modo venirne fuori aiutandoci vicendevolmente.
io raccolgo anche proprio le sollecitazioni che vengono date al nazionale e che il nazionale deve cercare di condividere con tutte quante le regionali per un aiuto sul territorio alle nostre sezioni, soprattutto alle piccole sezioni. Anche qui troviamo delle difficoltà, ma vogliamo riuscire nell'ambito di questo mandato ad ottenere, a mettere in campo questo sistema informatico che ci dia veramente un quadro reale del nostro quadro associativo di livello nazionale. Un altro base di lavoro su cui stiamo operando è quello di cercare e qui veniamo da due rinnovi burocratici dello statuto, e quindi se vi devo parlare di un terzo rinnovo dello statuto c'è da tremare, ecco. Però abbiamo uno statuto che comincia ad essere un po' attempato e stiamo lavorando proprio per una revisione di uno statuto nazionale che sia il più snello e che dia gli orientamenti generali possibili, e di un regolamento invece che intervenga in modo più approfondito sui vari aspetti organizzativi della nostra associazione, proprio per consentire, al di là di uno statuto che dà dei quadri generali, ecco, un regolamento che può essere sempre più agevolmente modificato e che segue l'andamento un po' delle trasformazioni che avvengono nella nostra società. Ecco, questi sono un po' gli obiettivi che ci dobbiamo porre, sono un po' i percorsi che dobbiamo condividere, e sono anche quei percorsi che ci portano a dire: dobbiamo cercare di non farci sovrapporre dai problemi, non farci bloccare dai problemi, ma riuscire ad affrontarli. E per riuscire ad affrontarli bisogna essere tutti quanti uniti. Anche Antonello nel suo intervento diceva che occorre essere degli attori e tutti quanti devono essere presenti nel tavolo, ecco, questi tavoli tecnici che vengono richiesti per affrontare parte politica, parte tecnica e parte associativa, ecco, quelle che sono le sfide del sistema trasfusionale. Ecco quindi che di fronte a queste sfide, che sono forti, che sono notevoli, che sono importanti, noi dobbiamo starci dentro e dobbiamo metterci tutto quanto il nostro impegno, e dobbiamo richiedere a tutti gli altri attori che fanno parte di questo sistema, ecco, lo stesso impegno che noi mettiamo, perché il sistema trasfusionale, ecco, si regge su più gambe e si regge sul fatto che tutti quanti devono metterci le risorse che ci devono mettere, il proprio impegno personale, ecco, e lavorare in modo unitario proprio per affrontare queste sfide. Ci veniva anche detto da Rina, ecco, nel suo intervento da dirigente associativa, ma da donna che ha vissuto il volontariato in modo profondo nella sua vita, ecco, ci ha stimolato, ecco, a questo, a non arrenderci di fronte alle difficoltà, ma a continuare a metterci tutto quanto l'impegno possibile. E io credo, per come vi ho conosciuto in questi giorni, ecco, che anche Avis Sardegna riuscirà, ecco, in collegamento con gli altri attori del sistema, a fare in modo che il sistema trasfusionale della Sardegna possa essere pronto, efficace e dia delle risposte positive alle sfide di questi anni. Buon lavoro a tutti quanti. Grazie al dottor Riccioni. Ora, se la verifica poteri si avvicina, così può leggere la relazione. Verifica poteri. Sta arrivando, alla tua sinistra. Arriva la verifica poteri, così poi passiamo alle votazioni.
Grazie, buongiorno. Allora, verbale della Commissione Verifica Poteri, Budoni, 23 aprile 2022. Il giorno 23 aprile 2023, alle ore 8, a Budoni, presso l'Anfiteatro Comunale Andrea Parodi, Piazza Giubileo, si è riunita la Commissione Verifica Poteri dell'Avis regionale per il completamento dei lavori avviati come da verbale del 13 aprile 2023. Sono presenti i signori Presidente signor Pilu Roberto, i componenti della Commissione Aresu Mario, Piras e Luigi. Assenti Oliviero Marco, Soggia Giovanni, Sussarello Francesco. Si certifica che la situazione associativa dell'Avis regionale come da verifica del verbale del 13 aprile 2023 è la seguente. Soci persone fisiche al 31/12/2022, soci donatori 39.375, soci collaboratori 1.391 per un totale soci di 40.766. Soci persone fisiche ammesse all'Assemblea regionale del 23 aprile 2023 risultano invece essere soci donatori 38.868, soci collaboratori 1.391 per un totale di 40.259. Persone giuridiche al 31/12/2022, Avise comunali costituite 172, Avise provinciali costituite 8, totale soci persone giuridiche 180. Donazioni anno 2022. Sangue intero risultano 54.727, plasmasferesi 479, altre aferesi 330 per un totale di donazioni di 55.536. La Commissione ha verificato che il numero totale dei soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea regionale è pari a 129 delegati, soci persone fisiche con deleghe piene che rappresentano 38.700 voti, numero 8 delegati di soci e persone fisiche con resi che rappresentano 1.559 voti, persone giuridiche, le Avise comunali 172, soci persone giuridiche Avise provinciali 8 per un totale di soci di 40.439. Attesta che all'inizio dei lavori assembleari alle ore 9 in seconda convocazione sono presenti numero 95 delegati persone fisiche delega intera che rappresentano 28.500 soci, numero 1 delegato soci persone fisiche corresi che rappresenta 293 soci, soci persone giuridiche le Avise comunali 64, soci persone giuridiche le Avise provinciali 6, non sono presenti deleghe, tutti i soci presenti e rappresentati in totale sono 28.863. La Commissione, verificate le condizioni di cui all'articolo 5, comma 6 dello Statuto Avise Nazionale, attesta che all'Assemblea Generale degli associati dell'Avise Nazionale hanno diritto a partecipare numero 9 delegati, in rappresentanza di 40.766 soci persone fisiche, di cui numero 8 delegati con delega piena, ovvero 5.000 voti ciascuno per ciascuna delega, per un totale di 40.000 voti, un delegato con 766 voti residui. Partecipa il Presidente dell'Avise regionale in qualità di socio persona giuridica, numero 8 presidenti delle Avise provinciali della Regione in qualità di soci persone giuridiche e numero 172 presidenti delle Avise comunali della Regione in qualità di soci persone giuridiche. La Commissione chiude i lavori alle ore 10:30 del giorno 23 aprile 2023 e resta a disposizione dell'Assemblea regionale fino alla chiusura dei lavori. Grazie. Grazie Roberto. Dobbiamo sì, candidati all'Assemblea. Giusto, scusate. Sì, allora passiamo alle votazioni. Magari se c'è qualcuno fuori avvisate che stiamo.
per la relazione. Chi è d'accordo? Contrari? Giù? Contrari? Astenuti? 1 astenuto. 3, 1, 2, terzo quale? Si vede. 2 rossi e 1 verde. 4 rossi e 1 verde. Quattro rossi e 1 verde. Ok, grazie. Votiamo per i bilanci consultivo e previsione. Chi è d'accordo? Giù? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Grazie. All'unanimità. Ora, l'ultimo punto all'ordine del giorno è designazione delegata all'Assemblea nazionale. Diamo la parola al segretario che oggi non ha fatto niente. Da qualcosa. Buongiorno a tutti. Allora, mi hanno riferito che i capi delegazione si sono riuniti, come avete visto dal verbale della Commissione Verifica Poteri. Abbiamo diritto a 8 delegati all'Assemblea nazionale a quorum pieno e un delegato per 766 voti a quorum parziale. Da quello che mi dicono i capi delegazione hanno fatto questa proposta. Allora, Boisandro Cagliari, Emilia Giancarlo Carboni Iglesias, Frau Barbara Medio Campidano, Piu Mariangela Nuoro, Marci Salvatore Ogliastra, Bua Tommaso Olbia Tempio Gallura, Deida Agostino Ristano, Satta Maria Gavina Sassari, che andrebbero con quorum pieno, e poi nel rispetto, diciamo, del peso associativo il nono delegato che andrebbe con quorum parziale, Banditelli Marta di Cagliari. Questa è la proposta che è scaturita dalla riunione dei capi delegazione. Quindi questo è, come dire, se volete ci sono anche altre l'indicazione del capo delegazione come quale Vincenzo Dore come presidente di OIS regionale, e poi la conferma per i supplenti, e quindi nel caso qualcuno dei titolari non potesse andare a Bellaria. I supplenti sono Asole Alice Nuoro, Borazio Nazario Ogliastra, Bua Tommaso Olbia Tempio, Dettori Domenico. Chi? Che mi avete lasciato? Doveva andare Dove è quello che fa? anche Dettori. Dettori no. Dettori Domenica e Onida Roberta Sassari. Quindi, se non ci sono, pongo in votazione la proposta dei capi delegazione. Avete necessità, devo ripetere, no? Tutto chiaro? Devi dire solo chi è favorevole. Grazie. Prego. Favorevole. Chi è favorevole? Allora sì. No. Ok, giù, grazie. Chi vota contro? Chi si astiene? Nessuno. All'unanimità, grazie. Becchiamo per le finite. Siamo in perfetto orario, giungiamo alla fine per i ringraziamenti. Vorrei ringraziare innanzitutto il mio esecutivo, il direttivo, che mi hanno sempre appoggiato in tutte le proposte che sono state fatte, ma
abbiamo lavorato sempre di comune accordo, anzi devo dire un lavoro splendido finora. Spero che non solo all'interno del direttivo ma all'interno di tutte le AVIS regionali ci sia un buon lavoro da parte di tutti, nel senso che si tengano i rapporti e si cerca di anche a volte scontrandosi, però il lavoro che dobbiamo svolgere, come è stato detto prima, noi non ci arrendiamo e andiamo avanti. Ci sono delle discussioni, ci sono delle contrapposizioni, però poi alla fine l'importante è lavorare tutti in sintonia e in amicizia, e questo è quello che ci contraddistingue, è quello che ci fa portare avanti, è quello che ci ha fatto portare anche il lavoro che è stato fatto anche quest'ultimo anno. Permettete di ringraziare questa signora qui a fianco, che è Francesca, e penso un po' tutti abbiate avuto a che fare. Penso in quest'anno ci sia stato molto lavoro da parte di Francesca, credo che sia stata gentilissima con tutti, perché conoscendola non credo che non abbia ascoltato tutti, soprattutto in quest'anno prima con lo statuto e poi con l'iscrizione alla RNUS ha dovuto fare un lavoro grosso. Le facciamo dire due parole, lei non può parlare, ma io direi di farvele dire. Buongiorno a tutti, grazie Vincenzo, sono molto emozionata. Anche perché non sono abituata a parlare davanti a questa bellissima platea. Ringrazio tutto l'esecutivo, il direttivo di AVIS regionale. Devo ammettere che sin dal primo giorno che sono entrata a far parte della vostra famiglia io mi sono sentita a casa, e sono io che ringrazio voi appunto per avermi accolto così come insomma una figlia. Questo percorso con voi, spero di essere all'altezza. Molte volte magari è capitato sì di non riuscire magari a far fronte, insomma, evadere tutte le richieste, però insomma cercherò di fare del mio meglio e sono a disposizione per tutte le AVIS comunali, provinciali. Niente, grazie a voi, sono io che ringrazio voi. Prima di concludere, grazie Francesca, grazie, che dobbiamo tanto. Prima di concludere vorremmo fare come AVIS regionale dei regali al dottor Aguzzoni. Abbiamo un piatto da regalare da portare in AVIS nazionale con la promessa che d'ora in avanti anche il nostro presidente nazionale ci dia un minimo di considerazione. Non è un tono polemico, ma è un po' puntiglioso, se vogliamo essere. Grazie della tua presenza. Grazie. Poi al presidente di AVIS provinciale Gallura per il lavoro che ha svolto per rendere bellissima questa assemblea. Grazie Roberta, grazie a parte di tutta la regionale. L'altra a Franco, AVIS comunale Budoni. Franco. Dai, lo ritiro io al posto. Questa è una scusa, ebbene. Franco? È dietro di te. Ecco qua. Oh, Antonello, togli via quella sedia, per favore, grazie. Grazie. Uno alla Viscomunale di Budoni che ci ha ospitato e che ha e una, se fai la cortesia, non so se ci sia più l'amministrazione comunale da portare all'amministrazione. Se c'è l'assessore Ivan Zedda, consigliere comunale.
grazie dell'ospitalità e grazie del lavoro che avete fatto per renderci questo locale e tutta l'accoglienza che ci avete fatto avere. Grazie. Un altro lo diamo alla dottoressa Mula, da portare all'assessore in modo che glielo metta sulla scrivania, così si ricorda di noi quando... Ah, c'è anche Maria Giovanna. Maria Giovanna è una fans di Avis, così che per noi... Prego, dottoressa, questa la dia all'assessore, così gliela mette sulla scrivania, così si ricorda anche di noi per tutte le proposte che abbiamo fatto in questi ultimi giorni. Sappiamo benissimo che lei è dalla nostra parte e ci darà una grossissima mano, grazie. Intanto voglio salutare Maria Giovanna, se si avvicina per fare un saluto. Sì, lo faccio con piacere. Sono venuta oggi solo perché la mia amica Rita era qui con voi, non voglio perdere la possibilità di salutarli, quindi vengo volentieri. Io stasera sono insomma, a Portorotondo per un concerto, anche in quell'occasione ci sarà l'automoteca dell'Avis e ogni volta che c'è la possibilità di ricordare che il dono è importante io lo faccio, voi sapete che potete contare sempre su di me. Io volevo solo ringraziarvi davvero di cuore per quello che fate. Io di anno in anno, lo dicevamo quando sono arrivata, da quando avevo 13 anni ho frequentato l'Avis e continuo a farlo, quindi poter collaborare con voi in tanti modi è sempre per me un grande onore e sarà sempre così. Poi magari se avete piacere dopo possiamo cantare anche una canzone, va bene? Dai. Grazie Maria Giovanna. Cosa dire? Noi abbiamo concluso. No, vuoi continuare? No, veramente vi ringrazio innanzitutto della presenza e vi ringrazio per il lavoro che svolgete. Portate salute a tutti i donatori che sono loro. Prego. Franco ci vuole dare un dono. Sì. Allora, io a conclusione di tutti i lavori, a nome di tutta il gruppo Avis Comunale Budoni, vi dico grazie di cuore a tutti quanti che della vostra presenza che avete, e sono onorato di essere qui a rappresentare questa comunale e di far parte di questa grande famiglia. Volevo omaggiare a Rina. Vieni qua, vieni che ti vogliono mangiare. No, non mangiare, omaggiare. No, è un piacere vedere Rina, guardate, sappiamo quanto è ed è stata importante per noi. Aspetta. Tutto mio. Poi, per non dimenticare, tra qualche giorno, perché ho in mente qualche progetto a cui sto lavorando, lo condividerò con voi perché il nostro obiettivo è quello sì primario di raccogliere sangue, ma attorno a questo nelle nostre comunità possiamo fare dei servizi per i nostri paesi che gradiranno e ritorneranno in termini di sangue. Appena sono pronta ve lo giro e sono sicura, solo per non dirmi di no, mi direte di sì e farete quello che vi dirò perché sono sempre prepotente. Grazie perché oggi è veramente stata una giornata per me bellissima e ne avremo delle altre. Noi dietro le quinte ci saremo sempre, ma davanti dobbiamo avere i giovani, o Bielini o Bielini. Ok? Grazie a tutti. Grazie Rina. Abbiamo concluso. Ah no, scusa. C'è Franco che ci vuole omaggiare una bottiglia di vino. Allora, è una bottiglia, un piccolo pensiero di mirto, di una mirteria che hanno aperto da poco dei ragazzi a Budoni, quindi
In primis alle signore, alla nostra Presidente, il prodotto che viene fatto qua a Budoni. Vogliamo che il dottor Avissoni porti nella sua bellissima città un prodotto dall'Avis Comunale di Budoni, fatto da dei ragazzi qua del posto. Siamo anche donatori. Grazie a Franco per tutta l'ospitalità di questi giorni, Avis Budoni è stato veramente eccezionale, grazie. Quindi Antonello Carta, volevo consegnare anche a lui, anche a Fernando, un nostro prodotto budonese. È già sproloquio quando sono sobrio, così rischiate proprio il grosso. Grazie Franco, grazie davvero di cuore, affettuosamente, amichevolmente, grazie di tutto. Grazie. Non poteva mancare il nostro presidente regionale di essere omaggiato per tutto il lavoro che fa. Grazie a voi. Grazie per l'ospitalità, grazie per tutto. Abbiamo concluso, ripeto, vi ringrazio veramente del lavoro che svolgete in tutte le vostre sedi comunali. Ci sono i fotografi che vorrebbero farci una foto, non andate via, magari. Non è possibile. Con la bottiglia, no? Certo, va bene. Innanzitutto, chi non sa... Ti fai vedere, non ti fai sentire. Caffè bagnato, non farei la foto.